Buonasera, Buonasera. buonasera a tutti, ci ritroviamo ad Arquà Petrarca alla Montanella per celebrare il nostro sposalizio. Due da un fiatino Per ormai. continuare i festeggiamenti. Ricordiamo tra la cucina padovana e il vino Lessini Durello. Certo. Allora, oggi abbiamo una ricetta un pochettino particolare, Ecco, sempre della tradizione. Sempre della tradizione, è una delle più antiche anche questa. E che è un particolare che questa sera usiamo il vino Durello anche durante la cottura. Ah, quindi doppio, cioè, non certamente, solo... è un'amalgama veramente perché Durello spettacolare. è un durantello. Sì. Non solo. Infatti io gli dice, quindi il Durello dice, non importa questo o quello, importante che sia il Durello. Ecco. Infatti va bene, prima, durante e dopo. Allora, seppie al nero. Seppie al nero. Ora, una raccomandazione grandissima, nettare ben A le seppa. seppie. Ah, seppa bisogna Perché seppa. quando che andavo in campagna come nonna, Ti si mia onta mamma che fa una seppa. Tornavo dentro e mi diceva, te si onta come una seppa. Vuol dire che seppe... E se onte. Ecco. Esatto. Il stesso nome lo dice. Sì. Ecco, Quindi- e ora bisogna Qual è? lavarla molto bene. Dentro che c'è una sacca con dell'inchiostro nero. Quello si mette da Ma parte. nero. Nero. Ma nero quanto nero, Nero come l'inferno. Nero. Che quello serve per la cottura ultima, per dargli il colore appunto nero. E ora si ciappa i seppie e si taglia e si lava benissimo e si taglia a tocchettini e si mette in teggia con della cipolla, dell'olio di oliva, Olio dei colli eugani, Eugani. sempre, questo è il secondo sposalizio. Esatto, colli iberici con i colli Eugani. Lessini e i colli eugani. Certo, e dopo che mettiamo una foglia di alloro, dell'aglio e assieme che vaga fino a metà cottura. E da pippare. E da pipare. A metà cottura, questa è una roba che io faceva una volta ma solo in Veneto, gli aggiunge un cucchiaio di salsa di pomodoro Quindi Concentrata, la novità proprio. per legare un attimo. Se fa andare in altri 10 minuti, se che mette il vino. Se che mette il Quindi vino, se butta, si irrora con un fiade di vino. se che mette il quercio, se va fino a 3/4 di cottura, questo è un che ha ancora che il nervetto, e se che mette il nero di avessiga. Ma scusa un attimo, sto soe qua. Sto soe qua, Cosa io lo sei, sto soe qua? perché ora No. noi altri come se che mangiamo? Mangi tosoe e seppie, no? No. Che è un'altra regina della nostra cucina veneta padovana che sia poeta. A Poente. Noi altri ne siamo in giro per il mondo poentoni, ma noi altri siamo orgogliosi di essere amanti di è Apoenta. l'abbinamento E seppe va più qua a bello, Poenta, e perché seppe va qua a appunto Poenta. ciare con qualche parte. Ecco. No, non se vergogniamo per niente. E sa quando che ieri mo putai ti ricordi che a nonna faceva la poenta dentro il caliero e Era terminavi. mena, era mena, E la era sera mena. qui si sentava davanti a sto piatto che gli era poenta e sepe e gli era una goduria. Allora, vediamo il risultato. Il piatto vestio, ecco, a Eccolo sposa qua. vestia, ecco. E la sposa vestia, eccola qua. Ah, beh, quindi Questo è il piatto. ricordiamo anche a casa, pare c'è o puito che a casa, no? C'è Che vuole un letto poco, de Poentina, sopra sta un po' montagnona de seppe in Te nero. mangi più volentieri se te vedi una roba preparata. Caro Giorgio, allora su un piatto del genere che mo sempre da abbinarghe un principe dei vini. Difatti abbiamo scelto un vino da pesce, il Durello dei Lessini. Il Durello in questo caso è tranquillo, quindi non spumantizzato, è un vino che si presenta come... Tranquillo col matrimonio, non si il presenta baruffa. molto bene perché è di un giallo paglierino piuttosto scarico, in questo caso lo vediamo anche, lo passiamo anche ai nostri amici così hanno la possibilità di vedere questo vino. Credo che moglie di casa comprerà solo questo. È che ha Perché sei tranquillo. ha un nome il Durello che è tutto quanto un programma. E le nostre Abbiamo spose da dire che casa. il matrimonio viene bene in quanto il vino è tranquillo. Tranquillo. Anche se- Però in questo caso Strezzi. che sia un abbinamento con un vino che dà una prospettiva anche ai spose di durevole, come che si può dire. Scusa Giorgio, una curiosità, può essere lo stesso che è usato in cottura? È lo stesso che È abbiamo lo stesso. usato in cottura perché
la cottura ha bisogno anche la seppia, ha bisogno di un'acidità, l'acidità serve a renderla più morbida e quindi anche poi in bocca noi quando poi andiamo a mangiarlo sentiremo questo accostamento che è perfetto. Quindi non sai che se mica metto birra, per dirte, No. Non è la stessa cosa, non è la no. stessa cosa. Ah, Anche tutta in questo un'altra caso roba. è un vino anche piuttosto elegante, lo trovo, perché ha questa caratteristica di questi profumi che sa di fiori, di fiori dei nostri colli, dei nostri fiori della primavera, quindi ci entusiasma. Ora, fra un fiore e l'altro, qua direi che è il caso di brindare con un vino che... Qui del Durello dice sempre Durello, tutto un altro bene. Bene. E se no altri qua, sai cosa che diciamo? Cosa diciamo? Chi lavora magna, chi non lavora Magna e beve. Durello. Durello. Ah, sai che dura. Ah, sai che dura. Non so quanto che dura, quanto...